Quale migliore occasione per tornare in serra dopo la sospensione del 2020 causa Covid? Una giornata ormai diventata storica con in sala decine di operatori e tecnici che si occupano di floricoltura, in particolare di questa spettacolare pianta, la stella di Natale. Decine di varietà e selezioni pre-commerciali sono pronte quindi a fare bella mostra di sé con tutte le loro potenzialità e attitudini. Oggi con questa giornata siamo al centro sperimentale per l'ortofloricoltura Po di Tramontana di Rosolina, centro di Veneto Agricoltura, dove appunto tra le tante attività che qui vengono svolte c'è anche un'attività ormai storica di ricerca e sperimentazione sulla poinsettia, appunto le stelle di Natale. Oggi c'è un importante incontro, ci sono i tecnici. In cosa consiste questa giornata? La giornata tecnico-pratica dedicata alla poinsettia è una giornata appunto dove si esaminano a 360 gradi la coltivazione, la cura culturale fino ad arrivare appunto alle diverse varietà e ovviamente anche alle novità che ci possono essere sia varietali ma anche e soprattutto di tecnica di coltivazione. Come si prepara una giornata di questo tipo? A monte cosa ci sta? Ci sono diverse difficoltà, nel senso che si parte dall'estate a preparare, a invasare le diverse piante, diverse cultivar, le diverse prove di tecnicoltivazione e pian pianino si arriva in questo momento dove essere tutto a posto, tutto in linea, come possiamo dire, e dove però non si devono coprire neanche i difetti di certe cose perché noi siamo ovviamente Regione Veneto e dobbiamo dire quello che vediamo, perché è proprio questo che i produttori tecnici vogliono per poi portare a casa il know-how, l'informazione che può aiutare nella coltivazione di tutti i giorni di questa coltura. E quali sono le principali novità emerse quest'anno? Ma il mio modo di vedere è la qualità del fiore, la qualità intesa come coltivazione. Siamo arrivati quest'anno a coltivare la stella di Natale senza nessun insetticida. Questa è una grossa novità apprezzata dai floricoltori veneti perché vuol dire che si usa in questo caso input chimici quasi zero. Abbiamo usato solo un fungicida all'inizio e i diversi parassiti, in particolare la mosca bianca, siamo riusciti a controllarli grazie al lancio di insetti predatori e parassitoidi. Grosso passo a non usare input chimici, quindi vuol dire salute degli operatori, vuol dire salute dell'ambiente e salute poi dei consumatori che questa pianta l'acquistano e la mettono a casa. Che poi non è neanche una pianta autoctona. No, assolutamente autoctona no. È una pianta originaria del Messico, del Guatemala, delle zone montuose, quindi una pianta tutto sommato forestale più che desertica, comunque di climi più caldi di questo. Nelle zone del sud Italia in realtà si trova naturalizzata. È una pianta che sicuramente è legata all'immagine del Natale, ha questa caratteristica di fiorire naturalmente in questo periodo, quindi la fioritura non viene forzata come qualcuno crede, ma fiorisce naturalmente in questo periodo. E è una pianta quindi che viene molto acquistata ovviamente in questo momento, però è una pianta di non facile coltivazione che presenta parecchie problematiche. E il nostro centro appunto da tanti anni svolge questa attività di verifica delle varietà, soprattutto nuove in fase precommerciale, prima che vengano coltivate dai nostri coltivatori. Le varietà che adesso i breeder stanno mettendo a disposizione sono varietà di sempre più facile coltivazione, però contemporaneamente varietà anche belle, quindi che possono soddisfare sia le esigenze del consumatore che quelle del produttore. Inoltre un'altra cosa importante è fare varietà che possono essere coltivate con relativamente basso input energetico, anche per ridurre i costi, che sappiamo bene è un problema grosso quello dei costi energetici in questo momento. Abbiamo sempre più varietà colorate, varietà di forme strane, perché poi chiaramente bisogna anche che la varietà incontri anche i gusti del pubblico. Quindi da un lato c'è un discorso appunto di sostenibilità della cultura, di riduzione dei costi, anche di riduzione degli input chimici se possibile, però dall'altro c'è anche la necessità di dare al coltivatore
materiale che sia accattivante per chi compra la pianta, soprattutto cercare di captare anche i gusti del pubblico giovane. La mosca bianca è il principale nemico della stella di Natale, ma com'è che si interviene concretamente in serra? In serra vengono lanciati per il controllo degli acari predatori che vanno a trovare la mosca bianca sotto le foglie e quindi se ne nutrono, e in abbinamento agli acari predatori vengono lanciati degli insetti del genere Eremicus che volano alla ricerca sempre di mosca bianca. Fondamentalmente si lavora su due fronti con due tipologie diverse di insetti per avere una copertura sicura dell'intera superficie della serra, in quanto gli acari vengono distribuiti a spaglio sopra le piante, mentre l'Eremicus, quindi l'Hymenoptero, ha la capacità di volare e quindi riesce ad ad arrivare anche nei punti magari dove la distribuzione a spaglio sopra le piante dell'acaro predatore non è riuscita in maniera proprio omogenea. Il controllo è stato fatto esclusivamente per via biologica, con ottimi risultati. In alcuni casi ormai si sta vedendo un'efficacia del biologico superiore al chimico convenzionale. Partiamo dalla cimatura. In cosa è consistita questa operazione? La cimatura è un'operazione che va a cimare appunto l'apice della pianta per rendere la pianta, per rendere più rami e più omogenea la ramificazione. Quando viene fatta questa operazione? La cimatura dipende molto dall'invaso, normalmente viene fatta dopo 10-15 giorni dall'invaso della pianta, della talea. E poi invece c'è la spaziatura, che consiste in cosa? La spaziatura, come dice il termine stesso, si va a spaziare le piante perché quando arrivano, sono troppo grandi, vanno a spaziare, a dare più spazio e porta più omogeneità nello sviluppo della pianta.